i nostri amici del OP Trapani e Isole Egadi ci hanno fatto un piccolo regalo: le sarde salate e lo sgombro sott'olio. Allora abbiamo pensato cosa possiamo fare con questi due piatti. Oggi vanno molto di moda gli aperitivi, tutti questi stuzzichini più freschi, insomma, da anticipare la cena, o proprio anche poi alla fine ci fai una piccola cena. Allora eccoci qua con Ciccio, il nostro mastro pizzaiolo. Abbiamo scelto una pizza fatta con grani antichi siciliani, lenta levitazione, in particolare di tumminia e russello, e abbiamo scelto la nostra rianata. La rianata è la pizza trapanese per eccellenza, quindi quale connubio tra mare e terra migliore potevamo scegliere. Abbiamo il pomodoro di pennola o il pizzutello, l'importante è che sia un ziccagno, in modo da non avere troppo acqua che rovinerebbe l'impasto, l'aglio rosso di Nubia, tagliato piccolo piccolo, e la nostra sarda, già tolta dalla latta con il sale, lavata sotto il getto d'acqua in modo da togliere il sale e le squame, e messa con un filo d'olio. La si può preparare e lasciare in frigo per qualche giorno e può essere utilizzata come condimento con l'insalata per vari, o anche mangiata così semplice, è veramente interessante. Un pizzico di pecorino stagionato DOP Sicilia, naturalmente lavorato al latte crudo, e il profumo di origano siciliano. Immancabile l'olio extravergine di oliva. Questo è anche un presidio slow food perché viene da un oliveto che ha oltre 150 anni. E ora andiamo al forno. Dopo la nostra meravigliosa rianata abbiamo preparato l'impasto dello sfingione palermitano, fatto di tumminia. Se vedete, l'impasto ha un'idratazione circa dell'80%, quindi rispetto alla pizza è molto più morbido, quasi detto qua per la parte da pane tipo una sfingia, una frittella. Ecco, ora siccome ci sono i tempi di lavorazione, abbiamo preparato un po' di ore fa l'altro impasto, che è pronto per essere infornato, perché dopo che viene lavorato si stende nella teglia e si lascia lievitare con una seconda lievitazione. Viene bagnato con una miscela di acqua e olio per ammorbidirlo in fase di cottura. Anche perché noi facciamo una cottura a forno a legna, perché con i forni elettrici insomma si può gestire l'umidità, qua dobbiamo gestirla all'antica. Andrà in forno per un quarto d'ora. Sale grosso. Noi in questo caso la facciamo semplicissima, si può mettere anche del rosmarino ed è molto buona, oppure il classico sfingione alla palermitana. Bucarellato perché altrimenti gonfia, diventa un pallone, una mongolfiera. Andiamo in forno. Abbiamo aspettato la cottura, fatto raffreddare la nostra focaccia, l'abbiamo tagliata a quadretti ed ecco qua pronta per essere guarnita per il nostro aperitivo. Mettiamo della ricotta lavorata al latte crudo, ricotta di pecora, e un filetto d'acciuga, semplicissimo. La ricotta addolcisce il selvatico, diciamo questo
sapore forte dell'acciuga, lo ingentilisce e lo nobilita. Un'altra piccola idea: delle fettine di pomodoro, e dello sgombro sott'olio. Sono arrivati due amici, abbiamo questa focaccia che dura anche 48 ore, sempre morbida e fragrante. Abbiamo un bel bicchiere di vino bianco, un bel Zibibbo per esempio, e abbiamo pronto in 2 minuti un aperitivo.